I dati parlano chiaro, dunque il vaccino serve, abbiamo visto che ovviamente non protegge dall'infezione o non ti dà il 100% dell'immunità, però i dati sono chiari che abbiamo un ordine di grandezza in meno di avere problemi sia di infezione, sia di ospedalizzazione, sia di terapia intensiva e dunque anche di morte. Parla da uomo di scienza Sammy Basso, che abbiamo incrociato al punto vaccini di Bassano mentre si sottoponeva alla terza dose di siero anti-Covid. Alla luce degli aumenti di coronavirus positivi che si sono registrati anche nella nostra ULSS, non ha dubbi. Non è più possibile pensare a una società completamente divisa dal mondo scientifico, dunque la scienza dovrà entrare sempre di più nelle nostre case e sempre di più nel pensare comune. E porta la sua vita come esempio, lui malato di progeria, patologia cronica rara che causa invecchiamento precoce. La valenza scientifica nella mia famiglia ha sempre avuto un peso enorme, nel senso che io sono cresciuto grazie alla scienza, dunque fin da quando sono bambino che la scienza riesce a dare delle risposte, riesce a darmi un aiuto concreto e anche a livello sperimentale. Dunque io non ho preso solo farmaci già testati, già provati, ma anche a livello sperimentale, dunque ero tra i primi a provarli. E questo mi ha fatto capire anche come funziona tutto il processo di approvazione ma anche di sicurezza dei farmaci. È per questo che io il vaccino sono venuto a farlo tranquillamente, conscio che possono esserci degli effetti collaterali, ma conscio anche che dobbiamo guardare i grandi numeri. Poi ognuno deve decidere per conto suo cosa fare, però se da scienziato e da semplice cittadino devo consigliare qualcosa, consiglio il vaccino.